Ad un mese dalle elezioni regionali, quando il quadro delle alleanze, delle scese in campo e delle persone che parteciperanno alle elezioni è chiaro, la Confartigianato del Veneto ha presentato alla stampa il suo programma elettorale dal titolo Verso il Veneto 2020. Sono 5 anni di programmazione che ricoprono tutti gli aspetti che possono riguardare il mondo dell'impresa. Si va dalla fiscalità alla sicurezza, all'ambiente, il lavoro, le politiche del welfare. In particolare poi ci sono anche delle parti riguardanti specificatamente l'artigianato, come la riforma della legge che lo regolamenta a livello nazionale, oppure un incremento della sussidiarietà tra la Regione Veneto e gli enti bilaterali che ormai coprono tutto lo spettro dell'artigianato grazie all'ente bilaterale, alla Cassa Edile e a Sani in Veneto, che è il nuovo strumento per la sanità integrativa. Il documento è corposo e il Presidente ha illustrato ai giornalisti i punti salienti. E abbiamo visto che i dati purtroppo negli ultimi 10 anni hanno avuto un calo preoccupante per il manifatturiero, quindi nel documento abbiamo voluto anche inserire elementi importanti per sostenere e rilanciare il manifatturiero attraverso iniziative condivise e già condivise in parte con la Regione Veneto per gli start-up aziendali della giovane imprenditoria al femminile, ma poi attraverso tutti quei processi che oggi sono assolutamente necessari di modernizzazione degli prodotto e delle produzioni di prodotto, e quindi attraverso le aggregazioni e le reti di impresa che diventano uno strumento sicuramente necessario e straordinario. E su questo quindi l'invito che io continuo a fare è avvicinarsi molto al mondo dell'associazionismo, quindi su ogni singola provincia Confartigianato è presente e quindi di conseguenza veramente andare con delle idee che poi troveranno delle risposte e un accompagnamento per una crescita di impresa. Una delle aree importanti è anche il sistema bancario. Sicuramente abbiamo voluto fare una forte iniziativa di leva all'interno del nostro documento, perché oggi ci sono due elementi che rimangono fondamentali. Il primo, interloquire con la finanziaria regionale sugli strumenti a favore e a sostegno del mondo nostro dell'artigianato, che è un po' l'ossatura, come dicevo prima, del sistema imprenditoriale del Veneto, e lo è stato e deve tornare ad essere. È stata una delle componenti della locomotiva del nord-est. E in secondo luogo poi con le banche trovare un punto di incontro fondamentale per riconoscere la virtuosità del territorio veneto, delle nostre imprese, quindi la capacità di buona bancabilità, quindi andando in deroga a quelli che oggi sono gli strumenti di rating che hanno uniformato un unico sistema per tutto il territorio nazionale, senza considerare la virtuosità, ripeto, e quindi la bancabilità e gli effetti di migliore bancabilità di imprese venete rispetto ad altre imprese. Ecco, qual è il punto su cui focalizzarsi sulla regione, insomma, che andrà al voto il prossimo mese? Guardi, l'auspicio mio è che da questo documento la mia disponibilità dei colleghi c'è, poter avere dei confronti dialettici in maniera sistemica, non tanto per andare a dare un voto se avranno più o meno recepito le nostre richieste, ma laddove è necessario ci mettiamo al loro fianco per condividere in maniera costruttiva come parte sociale significativa. La nostra associazione è una delle più importanti del Veneto, quindi non dobbiamo disconoscerlo e non ci deve essere disconosciuto, quindi noi ci siamo, vogliamo esserci, e credo che se vogliamo far ricrescere il Veneto, l'imprenditoria veneta, e rialzare la testa un po' tutti, dobbiamo dialogare in maniera sinergica e necessariamente con degli obiettivi importanti, che vuol dire ridare ricchezza, trovare posti di lavoro e ridare fiducia ai giovani che magari rimangono nella nostra terra piuttosto che migrino. Come diceva lei, il Veneto deve essere forte anche con il governo centrale. Sicuramente sì, purtroppo da questo punto di vista io mi auguro che chi vincerà possa avere attraverso lo strumento del confronto Stato-Regione delle
motivazioni importanti. La prima innanzitutto è la virtuosità, come dicevo prima, e il residuo fiscale attivo che il Veneto ha rispetto ad altre regioni d'Italia, che purtroppo non viene riconosciuto poi in trasferimenti da parte del governo centrale. Poi è evidente che attualmente stiamo assistendo un po' a una centralizzazione rispetto a quell'ipotesi di federalismo che si stava un po' abbozzando. Io credo che sarebbe necessario fare un po' un mix delle cose, come si suol dire, e sia necessario considerare poi i territori per ogni singola capacità e peculiarità. Francamente la cosiddetta spending review, il taglio del 20% che viene generalizzato senza considerare le capacità di spesa e diciamo come vengono spesi i denari in certe realtà rispetto ad altre, francamente mi vede molto deluso. L'auspicio è che si arrivi veramente ad avere il termine veramente tradotto, cioè di ingegneria economica e finanziaria, e quindi valutare ogni singolo caso, laddove è necessario si va a tagliare, laddove non è necessario non si tagli e si comincia a mettere mano evidentemente a chi oggi non sta spendendo bene i denari che gli vengono dati. Gli interventi richiesti sono ad ampio raggio, però ce ne sono due specifici che riguardano il mondo delle piccole imprese. Uno la legge che lo governa e l'altro invece un aumento della sussidiarietà sfruttando quegli strumenti bilaterali che sono il fiore all'occhiello dell'artigianato veneto. Certo, allora innanzitutto credo sia necessario rimettere mano alla legge quadro che riguarda il mondo dell'artigianato, cioè a dire i limiti dimensionali, perché se tutto quello che abbiamo scritto andrà in porto, auspichiamo che ci sarà una crescita dimensionale delle imprese e anche di posti di lavoro. Il limite dimensionale poi crea condizioni di sperequazione tra poter essere e non poter essere artigiano o viceversa, e quindi rivedere il modello della legge quadro sull'artigianato. La seconda questione, importantissima, è mantenere e laddove possibile addirittura migliorare quel welfare che noi abbiamo costituito in Veneto attraverso 3 strumenti straordinari: l'ente bilaterale Veneto, l'EBAV, che c'è stato più volte apprezzato in Italia e talvolta anche copiato. La seconda questione, abbiamo dato degli strumenti per la sanità complementare con Sani in Veneto, che funziona e sta avendo numeri di grande crescita, e la terzo aspetto, che sostiene un mondo purtroppo oggi fortemente in crisi, che è il Cassa, quindi uno strumento importante per accompagnare le imprese edili in questo momento di difficoltà. Va detto che EBAV, al di là di un'azione importante su singoli territori, su progetti specifici condivisi tra parti datoriali e parti sociali, è stato anche un importante ammortizzatore in un momento di difficoltà come la cassa integrazione. E perché questo capitava? Perché il più delle volte l'impresa, pur in difficoltà, ha preferito sostenere l'onere della disoccupazione attraverso l'ente bilaterale, perché una volta che ci fosse stata la ripresa, poter riportarsi in azienda personale formato. E come mi piace dire a me, no? L'impresa artigianale ha una caratteristica, è un po' l'impresa famiglia, che non vuol dire padre, madre, figlio, ma talvolta datore di lavoro, lavoratore, il più delle volte è considerato quasi un secondo figlio, no? E il più delle volte è anche capitato che nei famosi cambi generazionali il passaggio non avveniva tra padre e figlio, ma tra datore di lavoro e lavorante che ha vissuto una vita in azienda. Quindi strumenti straordinari che hanno fortemente caratterizzato il nostro settore e deve tornare ad essere questo fattore fondamentale di sussidiarietà importante che credo sia tipico del nostro mondo.